TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il Tribunale ordinario di Venezia ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la richiesta della misura cautelare interdittiva presentata dal sostituto procuratore della Repubblica di Treviso all'indomani del rigetto da parte del GIP del Tribunale di Treviso che, pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, di fatto aveva in parte scagionato, facendolo reintegrare sul posto di lavoro, l'operatore sociosanitario dipendente dell'IPAB Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, accusato di aver posto in essere nel periodo maggio-ottobre 2024 diverse condotte vessatorie, minacciose di sopraffazione nei confronti degli anziani ospiti della struttura allo stesso affidati. Il giudice del riesame, nelle motivazioni che hanno portato all'ordinanza di esecuzione della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici e servizi per un anno emessa il 30 aprile 2025, ha ritenuto che a carico dell'indagato sussistano gravi indizi di colpevolezza. Parliamo di sanità. È stata effettuata all'ospedale di Conegliano la donazione dell'Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot a favore dell'unità operativa di urologia, un laser drive TFL che sta per Thulium Fiber Laser del valore di 85.000 euro. La strumentazione donata risulta molto utile poiché in ambito urologico negli ultimi anni c'è stato un notevole incremento dell'incidenza di alcune patologie. Per il trattamento di queste patologie, in maggior parte dei casi, è indicato l'impiego di un approccio endoscopico mini-invasivo con l'ausilio di dispositivi in grado di erogare appunto energia laser. E oggi sono in commercio strumenti di ultima generazione che danno ottimi risultati con tassi di complicanze molto ridotti. Voltiamo pagina. È stato pubblicato il bando del premio annuale per i comuni onorari del Veneto, giunto alla terza edizione, dedicato ai comuni onorari iscritti all'apposito registro regionale che abbiano realizzato iniziative di promozione della cultura veneta nel biennio precedente. C'è tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare domanda, utilizzando la modulistica disponibile nella sezione bandi, avvisi e concorsi del sito istituzionale. Al vincitore andrà un premio di 10.000 euro. Si tratta di un premio dedicato a quei veneti che hanno dovuto, oltre un secolo fa, lasciare la loro terra per costruirsi un futuro migliore, ma che non hanno mai tagliato i legami con la loro terra di origine, dice l'assessore ai veneti nel mondo Cristiano Corazzari. Da oggi la procedura e la documentazione per presentare domanda è più semplice per venire incontro alle esigenze della comunità. Passiamo al meteo. Nel pomeriggio sera di oggi, giovedì 15 maggio, una nuova fase di instabilità investirà il territorio regionale. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle prealpi e poi sulla pianura, in rapido spostamento. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, specie tra pedemontana e pianura, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate. In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla, fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto per la provincia di Belluno Alto Piave, valido dalle ore 15 di oggi alla mezzanotte di venerdì 16 maggio. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.